è un luogo nostro, ci teniamo a questo, ogni tanto veniamo qua per la manutenzione e la prepariamo in maniera particolare per una pedalata che si chiama Drio La Piave, che si svolge in tempi normali a fine ottobre. Il Piave parlò, non passa lo straniero. Il contagio ha annullato la manifestazione, ma non la passione di questi fanti. Passione per la storia delle nostre terre, passione per gli oggetti che hanno segnato lo scandire degli eventi. Come per questa casa che ha ospitato famiglie contadine per oltre un secolo e mezzo e oggi, seppur rude, racconta non solo la fatica dei campi, ma la devastazione della Grande Guerra. Siamo sul fronte del Piave tra Santa Maria e Malanotte e qui, proprio in questi giorni di fine ottobre del 1918, inizia l'assalto finale verso Vittorio Veneto. E il primo oggetto di questa storia è questo mortaio recuperato proprio qui, tra i sassi del Piave. Il bipiede è originale inglese, si chiama Stokes. Nel 15-18, essendo noi alleati con gli inglesi, subito fatta questa invenzione fu fornito all'esercito nostro italiano, fanteria, arditi e bersaglieri. Un recupero unico nel suo genere che Giuseppe con orgoglio oggi racconta ai compagni, come fa di solito a chi gli chiede della Grande Guerra. Perché il fiume sacro alla patria, nonostante sia passato oltre un secolo, continua a restituire frammenti che raccontano quei giorni. Vediamo che qui ci sono dei bossoli, continua a dare testimonianza di sé la Grande Guerra qui. Sì, normalmente arando si trova sempre qualche reperto. Anche anni fa che abbiamo collaborato con appunto Drio La Piave, scavando una trincea lungo il Piave ne abbiamo trovati anche noi. Ma forse la testimonianza emotivamente più forte la racconta questo bunker. Fa impressione scendere nel buio di questo luogo senza altri varchi oltre all'entrata e fatto tutto di cemento armato. C'è 1 metro di cemento sottoterra prima di arrivare, quindi è una roba veramente che non si può neanche distruggere. Perché qui sotto c'era il comando di Qua fatto. c'era il comando degli austriaci e poi avevamo un altro bunker a Borgo Malanotte dove c'erano gli osservatori. Un mortaio, dei bossoli e un bunker, segni della nostra storia da non dimenticare in questi giorni ricordati così dagli anziani del luogo. Gli anziani dicevano che qui alle grave di Papadopoli, come su a Moriavo, c'erano più morti che sassi. La pace